Parolin Giovanna, Nata a Volpago del Montello, il 24 di maggio del 21. 1921. Ecco. È andata via da Volpago quando? Ah, giovane. Io sono andata a Venezia a fare la bambinaia a 12 anni, Quanti fratelli voi altri? 6. 6. E a lei, in che ordine? La più giovane o più vecchia? La In mezzo? seconda. La seconda. Elsa è la più vecchia. E dopo? Dopo c'è Gino di me, Mario, e la Maria al 29 e il 36 la Fernanda. L'ultima, ecco. E Cicrone mi è nata così, che ero su in Montello. Si vedeva tutti questi, un sole grande da Montello, ti vedeva tutte queste foglie, si diceva foglie noi, chi pensava? Certo. È stato un gran vento, portava gli alberi che magari schiaggia via, tempesta così, ma cos'era il sole? E così siamo andati verso dopo. Ma eri sul bosco? Sì. E si scampai tutti? No, gli altri si era a funghi. Ah, A funghi. E abbiamo trovato tanti porcini, un cesto. E dopo si veniva giù perché ormai erano a portarli del cavaliere Gasperini. sì. E ho detto, Pina, non ti puoi andare perché tutti gli alberi, è venuto un gran vento e gli ha contato la storia, forse parleria che fosse anche una famiglia dei vostri, dei Parolini. E ora mia mamma l'ha chiamata questo qua. E ora è gradito, è andato via. E difatti a salvare sotto il comò della camera, perché là quando che veniva piove, vento, li si metteva a cucire. Sì. E loro puoi essere sicuro. E poi chi pensava? E quei due bambini, la Norma e la Ada, e le altre due le aveva suo papà. E quei due e suo papà le portai via. Così, mi sono sorti così. Ma voi altri avete fatto in tempo a tornare a casa? Sì. Ah. E neanche riuscivo neanche andai, perché neanche andai. E io tutto Sì, sì, il vento. un disastro, tutto casa intera. Sì, sì. Siamo andati fin basso. Ma era caldo quel giorno? Era luglio, fine luglio. Non so. Caldo e dopo vento, freddo, piova. Piove. Noi temporali. Così.